Tensioni nella maggioranza e in regione in merito alle opere per la messa in sicurezza del tagliamento, dopo il sostegno dato dal consigliere regionale Marcus Maurmair di Fratelli d'Italia alla proposta degli agricoltori di mettere a disposizione 400 ettari di terreni come alternativa progettuale in un'ottica di allagamento controllato in caso di piena. Così hanno commentato la situazione l'assessora regionale alle finanze Barbara Zilli e il consigliere regionale di minoranza Massimo Moretuzzo durante Sveglia Friuli. Non mi è piaciuto leggere quanto appunto appreso per parte Fratelli d'Italia, anche perché ci sono degli strumenti e dei modi per confrontarsi, oltre ad un laboratorio tagliamento che sta lavorando. Mi dispiacerebbe che un tema così sensibile, così cruciale per il futuro della nostra gente sia usato per finalità elettorali o politiche. E devo dire che prima che una tensione tra alleati c'è una tensione tutta interna a Fratelli d'Italia, atteso che il sindaco di Latisana era all'oscuro di questa iniziativa. È evidente che siamo davanti a uno scontro molto acceso dentro Fratelli d'Italia e all'interno della maggioranza che governa questa regione. Il dato politico ulteriore è che di fatto Fratelli d'Italia sconfessa tutto quello che è stato detto in questi ultimi anni da parte dell'assessore Scoccimarro e della struttura regionale, perché abbiamo ascoltato a più riprese posizioni che dicevano l'unica soluzione per mettere in sicurezza la Tisana e il basso corso del fiume è la traversa più o meno mobile, insomma con le opere correlate a Spilimbergo. Oggi veniamo a scoprire che invece si può ragionare su altro e quindi credo che dal punto di vista politico da una parte lo scontro clamoroso, mi sento di dire, dentro la maggioranza, dall'altra la sconfessione di quello che è stato detto in questi anni.